Per la prima volta nella storia dell'uomo è stato fotografato un buco nero. Tanta suspense anche in Friuli per quella che è stata definita la foto del secolo. Tutti a Remanzacco, nella sede dell'AFAM, si attendevano l'immagine del centro della Via Lattea per poi scoprire in diretta trattarsi invece di un buco nero di un'altra galassia ancora più lontana e misteriosa. È quella del buco nero M84 al centro della galassia Virgo A o M87, distante circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. L'immagine è quella di un rovente disco luminoso tra il rosso e il giallo che si piega poi all'interno del buco nero, risucchiata come in un imbuto. È stata sfruttata la distanza fra le varie antenne. Pensate che ci sono alcune antenne in Groenlandia e alcune antenne nell'Antartide, alcune antenne nelle Hawaii, sulle Ande cilene, in Francia, e tutti questi radiotelescopi lavoreranno sincronizzati con degli orologi atomici e puntando lo stesso oggetto, una sorgente radio, e viene registrato il tutto, rielaborato, e alla fine è come fosse un'unica parabola grande come il globo, di 10.000 km di diametro. La risoluzione di uno strumento del genere è tale che potrebbe leggere un giornale alla distanza della Luna. È un oggetto esotico di cui non conosciamo praticamente nulla. Fra l'altro non è visibile con i telescopi ottici perché è completamente coperto dalle polveri, dai gas e dai detriti che si trovano fra lui e noi. È immerso in un bocciolo di polveri. Solo con le onde radio, in questo caso millimetriche, è possibile attraversare questi densi strati di polveri e arrivare fino nel cuore della Via Lattea.